ragionavo sulle residenze d'artista, ragionavo su che cosa siano le residenze d'artista nell'isola. Di fatto una vacanza per un giovane artista etichettato come internazionale che quando va bene, qualora decidesse di tornare nell'isola, sarebbe per farsi un bagno al Poetto Colle Infradito. Di fatto non certo un motore di diffusione propulsiva dell'arte contemporanea. Ragionavo anche sullo spopolamento, su quanto quest'isola abbia un indice demografico tra i più poveri d'Europa, un indice di emigrazione giovanile tra i più alti d'Europa, un indice anche di dispersione scolastica tra i più alti d'Europa. Ragionavo sul fatto che quest'isola è anche l'unica città metropolitana ancora priva di un'Accademia di Belle Arti di Cagliari. In quest'ottica, quanto sarebbe interessante ridisegnare le residenze d'artista? Quanto sarebbe bello se si lavorasse su delle residenze di artisti residenti, con il fine di rendere quanto più armonica è possibile la voce artistica locale, renderla quanto più fruibile al turista in cerca di quell'arte residente che in ogni dove costituisce la specificità, la tipicità culturale di un territorio rispetto ad un altro. Quanto sarebbe bello se le residenze d'artista fossero concepite come un sistema per il quale l'artista residente nell'isola potesse andare a pernottare per una settimana piuttosto che per un mese nel piccolo comune dell'isola e quindi creare una dimensione per la quale un artista anche extra isolano possa trovare conveniente immettersi nel sistema culturale e artistico residente isolano. Ma non sarebbe molto più intrigante di favolistici ripopolamenti che passino per i pensionati che dovrebbero venire a ripopolare l'isola? Ma un pensionato dal punto di vista culturale, propulsivo, che tipo di apporto può dare al futuro artistico dell'isola stessa?